amici, ben trovati in questa puntata di Dieprodie. Ecco, noi apriamo proprio con questa maglietta che è la maglietta di una nuova squadra di calcio, Aragon Balai, e da Porto Torres che parte questo nuovo percorso sportivo. Buonasera Rossana. Buonasera a voi, grazie di essere venuti. Mancava una squadra insomma, che militasse in queste categorie. Sì, perché a Porto Torres non si cura molto, arriviamo praticamente dai juniores e poi andiamo in Serie D. C'è una fascia di giocatori che hanno la passione, questa è la passione del calcio pura, non c'è scopi di lucro, non c'è niente, i ragazzi vengono a giocare volontariamente, è cosa importante. L'importante di questa società è dargli tutto il possibile, le strutture, non fargli sottosuori di spese, una buona organizzazione, perché io credo in loro e poi non si può tenere i ragazzi così. Bisogna creargli alternative. Assolutamente siamo d'accordo con lei, anzi io credo che insomma, uno spazio più per i giovani è importante, ma mi dica la verità Presidente, sì. Mi hanno detto, qualcuno mi ha detto, qui già si pensa alla seconda categoria. Certo, noi dobbiamo puntare in alto, se no, se dovevamo fare una squadra amatoriale non ci interessava. Noi siamo un gruppo di ragazzi, di amici che abbiamo dato la voglia, l'entusiasmo che dobbiamo crescere. Se non hanno un obiettivo non si impegnano e noi siamo qua. Certo. Da che partite poi quest'idea? La mia. Ah, lei è stata quindi promotrice, sì, promotrice principale e aggregante di questa iniziativa. Sì. Avevo sentito le ragazze che me lo chiedevano, io ho detto ok, ci sto. È una scommessa, noi donne nel calcio siamo poche, ma almeno... Presidente, ormai la posso chiamare Presidente, guardi. Presidente. Ma cosa significa poi per lei essere Presidente di una squadra? Io dico importante perché se siete poi gli unici che militano in questa... Non faremo un derby, non faremo un derby. Adesso io voglio creare questi presupposti, non faremo quest'anno un derby. Può darsi, se cresciamo, perché no? Aspettiamo, noi ci siamo. Ascolti, cosa significa per lei essere presidente di questa squadra ed iniziare un percorso importante come questo? Sono orgogliosa, ne sono orgogliosa e si vede l'entusiasmo. Non capisco molto il calcio, questo però non importa perché non devo entrare negli schemi o nell'apparato del mister. Io al mister gli devo dare gli strumenti. E poi lui deve lavorare, ma se c'è dietro un gruppo dirigenziale che sopporta il mister c'è tutto. Tanto noi siamo in compagnia di Giuseppe Pulina che è il mister di questa Aragon Balai. Due nomi importanti per questa squadra, certo, che danno un po' il riferimento poi alla Torre Aragonese e naturalmente a Balai. Il riferimento è chiaro per far capire che è una squadra di Porto Torres, anche perché in questo momento ripetere altri nomi non si poteva fare, quindi la dirigenza ha fatto bene a scegliere questo nome che secondo me non è male, Va bene, va benissimo. Che porti tanta fortuna. Speriamo, noi ci auguriamo, soprattutto ci auguriamo perché siamo una società nuova e come tale ha bisogno di tanto entusiasmo e ha bisogno di tanta fortuna, cosa che nel calcio ci vuole. Assolutamente. Mister, durante la presentazione della squadra, mentre parlava con i ragazzi, ho visto che c'era anche un pizzico di emozione. Sì, io non sono molto abituato alle prime pagine né tantomeno a stare lì. Ci sono dei miei colleghi che sono molto più bravi a livello di dialettica. Io diciamo che la verità... Lavora più sul campo? Mi trovo meglio sul campo, all'interno dello spogliatoio con i ragazzi, però cerco di fare la mia onestissima figura anche cercando di dialogare in diverse sedi. Ecco. Allora, siccome questa è comunque una squadra nuova, le faccio subito una domanda, guardi, così almeno tutti gli altri con cui poi vi batterete della terza categoria, insomma, diranno, ah guarda questi cosa stanno combinando, ma gli schemi, saranno degli schemi particolari questi di questa squadra? No, assolutissimamente, schemi adatti alla categoria.
non dobbiamo fare, io assolutissimamente non applico il professionismo al dilettantismo. Il dilettantismo è una cosa Quindi in il cui divertimento... ci dobbiamo prima di tutto divertire, cercando certo. sempre di fare come o come ho detto in sede di presentazione della squadra, facendo le cose serie, fatte in un determinato modo, e poi se sono fatte bene la risposta la darà il campo, è chiaro. Lo speriamo. Allora, ricordiamo Giuseppe Pulina è il mister di questa Aragon Balai, in realtà lui sicuramente ha qualche schema, perché avete sentito, ne abbiamo parlato poc'anzi anche con la Presidente, qui si parla già di arrivare in seconda categoria, noi lo speriamo, ma la cosa importante, come diceva giustamente il mister, è quella di divertirsi e comunque dare uno spazio in più ai giovani. I giovani di Porto Torres, certo, questo è il nostro obiettivo soprattutto. Grazie mister. Grazie a voi. 7 imprenditori che, come dire, sostengono questa iniziativa sportiva importante per tutta la città di Porto Torres. Sì. Con noi c'è Francesco Solinas. Quanto è importante per voi imprenditori comunque essere presenti in questa occasione? Beh, intanto era per cercare di tenere quei ragazzi qua a Porto Torres, visto che molti ragazzi vanno fuori a giocare e c'era questa dispersione di ragazzi che andavano fuori, quindi noi abbiamo cercato imprenditori, ci siamo riuniti e abbiamo detto ma cosa vogliamo fare? Vogliamo cercare di tenere i ragazzi qua a Porto Torres, cercando di fare un terzo polo di calcio qua. Poi siamo stati giorni e giorni che discutevamo, poi abbiamo affrontato seriamente il discorso, l'abbiamo portato avanti e così è nato Aragon Balai, ma proprio... Diciamo che per voi è anche un modo per divertirvi. Sì, noi ci divertiamo soprattutto perché siamo tutti certo. una certa età e ci piace vedere un po' di non è poi ragazzi. così. Grazie. Arrivederci Francesco, Arrivederci, la grazie. saluto e auguri e si può dire in bocca al lupo? Sì, crepi il lupo. In compagnia di Sergio Menia, buonasera. Io credo che questa sia una giornata importante per tutta la città di Porto Torres. Ma io ho accolto l'invito di un'amica che ha voluto impegnarsi nello sport a favore dei giovani. Io ho avuto tanta esperienza, soprattutto in sport anche professionistico. Credo che avvicinarsi ai giovani in questo momento sia la cosa più importante. Ho accolto l'invito in maniera entusiastica, gli ho detto faremo i soci sostenitori e siamo qua perché è una bella presentazione. Qualunque cosa nasca in qualunque settore sportivo, una città come Porto Torres è fondamentale per il tessuto sociale di questa cittadina importantissima per il nostro nord-ovest. Mancava da tanto tempo una squadra che militasse, insomma, terza, seconda, prima categoria, quindi insomma io credo che un plauso vada agli organizzatori, alla Presidente e a tutti coloro che sosterranno per l'appunto questa squadra. Tutti i dirigenti da Rossana Carbone in giù credo che abbiano grandi meriti. Qualunque sport non può essere lo sport di vertice, quindi in una città come Porto Torres credo che sia necessario, al di là della squadra d'elite, avere delle squadre che militano in categorie inferiori e credo che questo sia un progetto importante, soprattutto perché è supportato da giovani. Se fosse stato un cimitero di elefanti non mi sarebbe piaciuto, ma lo dico con la massima onestà intellettuale. A me piace lo sport giovanile, piace lo sport dilettantistico, è per questo che siamo contenti per Rossana e siamo contenti per questa nuova creatura, questa Aragon Balai, che speriamo che faccia bene e porti onore anche a Porto Torres nella terza categoria. E noi siamo arrivati al termine di questo spazio, di questa puntata. Avete visto, ho indossato la maglia di questa squadra Aragon Balai. Un bocca al lupo a tutti i ragazzi, sulle mani e viva Aragon Balai! Alla prossima! Le tre cose indispensabili nella società moderna? Divano, televisione flat trims e telecomando. Prendete il telecomando, accendete il divano, spegnete la televisione e scegliete fra i preferiti la televisione preferita. E in Sardegna che televisione puoi scegliere? La regione più bella? Teleregione. Noi siamo Teleregione, vi diremo tutto di quest'isola e molto di più. L'importante, voi fate qualcosa per noi, scegliete fra i preferiti, fra i preferiti Teleregione, scrivetevelo, Teleregione, vi aspetto, fra i preferiti telecomando, spegnete il divano, accendete la televisione e relax, fra i preferiti Teleregione. E tanto fa che te cai, a me questo mi pare in gamba, via. Non è paffi da male, no?